compito molto semplice di ringraziare semplicemente tutti voi per la presenza e di parlare un attimo di questa proposta e di una collaborazione. La proposta viene appunto da Renzo Semenzato e Anna Boscolo, che ci offrono questa serata così di condivisione. La collaborazione è quella che nasce fra le associazioni quando desiderano proprio condividere un modo di essere, un modo i doni che possono offrire, come nel caso di Renzo e Anna. Le associazioni, partendo dall'associazione Vita Colori di Scorzero Piave, e Trio della Stella di Segusino, e poi tutti gli altri che hanno collaborato, Carlo fra tutti, Diego eccetera. Però per il resto lascio la parola a Vice Sindaco Stefano. Che strano. All'improvviso. No, facciamo due parole volentieri. Mentre pensavo alla serata di stasera, troppe parole, pensavo più al ruolo dell'arte in generale per l'umanità, no? Che viene prima della scrittura. Prima della scrittura ci sono state trovate pitture rupestri, no? Cose di questo genere, per cui vuol dire che il bisogno di comunicare, di far vedere ai posteri qualcosa è innato nell'uomo, no? Questo bisogno sembra essere molto radicato e profondo. Quindi la pittura si è evoluta nel tempo, ma sempre partendo da questo bisogno di far vedere a quelli che vengono dopo quello che c'è stato, quindi ha un ruolo fondamentale nel racconto dell'evoluzione. Quindi è qualcosa che a me piace molto, l'arte e la pittura da questo punto di vista, e in più mi piace la questione del paesaggio, intanto perché personalmente è qualcosa che mi piace più magari della pittura del dettaglio di queste cose, e in più perché è un modo di raccontare ciò che è andato perso nel tempo, no? Soprattutto se è qualcosa di storico recente, che quindi si rifà qualcosa che potremmo conoscere, ma lo conosciamo in maniera parziale. Quindi la pittura fa in modo che riusciamo a riimmaginare qualcosa che è cambiato nel tempo, anche se è magari poco, no? Quindi questa è solamente una premessa per far capire quanto il tema mi sia in qualche modo caro, pur non essendo, e qui lo dico e non lo metto, non sono particolarmente appassionato d'arte, anche se quando la vedo è qualcosa che attira particolarmente di attenzione e su cui mi piace anche soffermarmi. Ringrazio il Semenzato, come si scriveva una volta, anche perché è qualcuno che ho conosciuto grazie al mio ruolo che ho avuto da giugno dell'anno scorso. Prima è qui a Segusino da più tempo di me e non ho mai avuto modo di conoscerlo prima, e fa sempre piacere scoprire che ci sono delle persone così interessanti e che possono portare qualcosa di bello e nuovo in questo nostro piccolo paese. Quindi ringrazio Renzo per la serata, tutti quelli che hanno ovviamente partecipato e permesso la realizzazione di questo, e auguro a tutti di godere a pieno di questa possibilità. Grazie. Grazie. Prima di spegnere le luci, mi sentite? Sì, e non una gran voce, dopo prendo il microfono. Tanto ringraziare l'amministrazione comunale di Segusino, Diego e Stefano, due persone che ho avuto il piacere di conoscere abbastanza recentemente, anche perché siete nuovi di mandato, quindi va bene. Ecco, ringrazio l'associazione di Segusino, Trio della Stella, perché mi hanno spiegato bene cosa vuol dire. Ecco che con la mia associazione ho anche l'onere e va bene il piacere di essere presidente giù in pianura di un'associazione, e che il nome penso dica tante cose, Vita a Colore, magari voi. E uno dei principali compiti di questa associazione nello statuto è proprio quello di promuovere in particolare la pittura di paesaggio
e in particolare, anche se io partirò un po' più da lontano, della nostra pittura veneta. Infatti la parte finale di quello che vedremo assieme riguarda proprio il nostro territorio in maniera specifica. Non sono né uno storico dell'arte né un critico d'arte, sono solo un appassionato di pittura. La pratico da tanti anni, va bene, e quel poco di nozioni che ho preso grazie anche a tanti anni di frequentazione sia visiva diretta, o attraverso testi, attraverso altri amici, ecco, quel po' di conoscenze, però ripeto, sono conoscenze non da studioso, non da tecnico specifico, solo da appassionato. Allora io vorrei questa sera portarvi con me in un bel viaggio fantastico, va bene, che ripercorra la pittura del paesaggio di quel secolo che vedete scritto là. Io ho indicato 2 date arrotondate, quello che vedremo ovviamente copre quell'arco di tempo, anche se è un po' prima o va un po' dopo. È chiaro, va bene, che parlando di pittura del paesaggio, i pittori non è che fanno solo paesaggio, sono definiti paesaggisti, ma tante volte mettevano anche la figura all'interno. Nella sequenza che vedrete però potrete constatare che la figura va sempre più diminuendo come presenza, finché il paesaggio diventa dominante assoluto. Questo è il primo scopo. C'è anche un secondo motivo, quello che attraverso gli occhi dei pittori che vedrete, va bene, dovremmo anche noi riscoprire la bellezza della natura. Parliamo di paesaggio, non parliamo di natura. Chissà che riscoprendo questa bellezza possiamo anche cambiare un po' di atteggiamento nei confronti che noi oggi, la nostra società, ha nei confronti della natura. La natura ci è madre, è quella che ci ospita, va bene, è quella che ci dà da mangiare, e quindi forse meriterebbe un po' di più attenzione, un po' di più cura, come si fa con una persona amata, va bene, anche la terra meriterebbe questa attenzione. Quindi, dietro a questo discorso che andiamo facendo, vi è anche questo aspetto, con la speranza che, come sono innamorato io della natura, va bene, perché per me la natura è il massimo della bellezza, l'uomo è l'apice di tutto, ma subito dopo l'uomo, l'essere umano, viene la natura. E la natura ha ispirato questi artisti nella maniera che vedete costantemente. Sapete come mi è venuta questa idea? Mi sentite anche senza microfono? Sì. No, che fastidio. Mi è venuta perché problemi tecnici. Va bene? Va bene? Questa idea mi è venuta guardando i nostri cugini francesi. Non è che io li amo alla follia, però bisogna ammirarli per come sanno trattare le loro cose. Questo qua, per chi non lo sapesse, anche se è notissimo, bene, questo è il Museo d'Orsay a Parigi. È l'ambiente nel quale i francesi hanno raggruppato gli impressionisti. Ma sapete quanti anni ha di vita come museo? Potrebbe sembrare una cosa molto lunga nel tempo. Invece questo museo è stato trasformato in museo nel 1986, quindi non milioni di anni fa.
Prima era una stazione ferroviaria, la stazione d'Orsay, va bene, che era stata inaugurata nel 1900 in occasione della Fiera Universale che a Parigi si teneva periodicamente. Se vogliamo fare un discorso anche riduttivo, in fondo qua dentro ci sono solo gli impressionisti o sono i collaterali, comunque sempre legati all'impressionismo. Per cui è una scuola, un genere di pittura. E i francesi vanno oltre. Uno degli impressionisti più famosi sapete che è Gauguin, conosciuto da tutti. Gauguin che un po' perché non aveva denaro, un po' perché voleva uscire da quelli che erano, va bene, l'ambiente cittadino parigino, ha passato dal 1986 al 1890 4 periodi in questo paese che si chiama Pont-Aven, in Bretagna. E beh, i signori bretoni, va bene, questo Pont-Aven è un paesino di poco più di 3.000 anime. Questo paesino si è costruito questo museo, va bene, che è stato anche ristrutturato e ammodernato nel 2015. Va bene. Questo museo ospita quella che era una corrente che è nata, va bene, da Gauguin, che si chiama il sintetismo. Va bene. Non andiamo nei dettagli. Se io vi faccio dei nomi, va bene, molti di voi diranno: ma chi sono? A parte Gauguin, che è un nome che tutti conoscono, ma Lacombe, Cerisier, Montfrat, Schopenhauer, Denis, Bernard. Chi sono questi signori? Eppure sono ospitati in questo museo. E credete, tutti i santi giorni, se non sono scolareschi, sono autobus che vengono da tutta la Francia per visitare questo museo. Mi dimenticavo di dirvi prima che il Museo d'Orsay a Parigi ha una frequenza annua dai 3 milioni e mezzo di visitatori. Quella bravissima persona, che adesso mi sfugge il nome, che ha un po' rilasciato la Reggia di Caserta, adesso mi sfugge il nome, ma va bene, che tra l'altro adesso l'hanno messo in pensione, lo stanno per mettere in pensione, è riuscito a portare la Reggia di Caserta dai poco più di 200.000 visitatori all'anno ai poco più di 900.000 all'anno. Chi conosce la Reggia di Caserta sa il valore che c'è. Per dire che noi con le nostre cose riusciamo pochissimo a valorizzare quello che abbiamo. I francesi vanno ancora più in là. Fuori di Pont-Aven, sulla costa, c'è un paesetto che potrei definire, se non Riva Grassa o Stramale, va bene, o Collonque, si chiama Le Boldou. Sto benedetto Gauguin ha avuto l'avventura di passare qualche mese in questa pensione. Questa era la pensione dove lui nel 1890 ha trascorso con un amico per un po' di qualche mese. Sti signori era stata demolita, non so perché. Sti signori di questo paesino se la sono ricostruita fedelmente, pietra per pietra. Ci sono visitatori continui che vanno a visitarla e credetemi, dentro non c'è niente. Nel senso che le opere che aveva lasciato Gauguin e i suoi amici sono tutte sparite. Ci sarebbe una storia interessante da raccontare, ma lo faremo in un'altra occasione. Torniamo a Parigi. Faccio sempre riferimenti ai francesi per poi scoprire che noi forse ne abbiamo di più e di più. Alla metà del secolo del 1200 a Parigi, nella seconda metà appunto del secolo,
ci sono state delle grosse rivoluzioni, diciamo, sociali. Pensate solo all'urbanistica di Parigi, che Napoleone III, va bene, attraverso Haussmann, questo era un architetto, va bene, è quello che ha creato quelli che oggi sono i boulevard famosissimi di Parigi. Quindi Parigi è stata stravolta e assieme al contesto sociale, tenete presente che nel 1871 Parigi ha subito l'assedio dei prussiani, la famosa guerra franco-prussiana, dove in questo assedio tra l'altro sono state distrutte parecchie opere d'arte di quell'epoca. In questo fermento che animava Parigi, degli artisti hanno cominciato a ribellarsi a quello che era l'Accademia. Chi dominava, va bene, l'arte pittorica, va bene, in Francia, a Parigi, era l'Accademia di Belle Arti, va bene, poi loro docenti, i quali non accettavano assolutamente innovazioni, andavano nella tradizione, facevano una pittura assolutamente di maniera, va bene, con composizioni, chiamiamole astratte, nel senso lontane dalle realtà. Va bene, questo gruppo di pittori invece hanno detto: usciamo, andiamo all'aria aperta, guardiamo la gente reale come vive, cosa fa, e soprattutto guardiamo la natura. Io ho messo per primo il titolo, scusate il microfono, va bene, ma io forse dovevo mettere per primo questo signore qua. Questo qua è Corot, è, diciamo, l'antesignano, infatti lo chiamavano papà Corot. È quello che a un certo punto ha preso il trenino e a 50 km da Parigi c'era una meravigliosa foresta, la foresta di Fontainebleau, e ai margini di questa foresta c'era questo paesino, Barbizon, che avete visto prima il nome, va bene, dove c'era anche là la pensioncina, e dove lui si è piazzato, e vedete che lui, la fotografia all'epoca, va bene, vedete che lui è all'interno della foresta di Fontainebleau e sta dipingendo all'aperto, cosa impensabile fino a qualche anno prima. Ma il vero rivoluzionario dell'arte moderna non è stato neanche lui, è stato questo qua. Questo è il tubetto di colori ad olio in stagno, pieghevole, va bene. Prima non c'era, gli artisti dovevano comporsi i colori dalle polveri, dalle terre, va bene, impastarli in studio, quindi era impensabile andare a dipingere all'aperto. Questo, il tubetto di colore ad olio, è quello che invece ha permesso, non so se avete visto prima Corot, che aveva per terra la cassetta dei colori. Questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato il tubetto. Anche questo non è datatissimo, è stato inventato da un inglese, da un pittore inglese, nel 1841. Vedete che poi chiaramente da là abbiamo scavalcato la metà secolo e siamo arrivati a uscire e cominciare a fare la pittura di paesaggio. Adesso vi farò vedere in sequenza una serie di immagini, sempre per farvi vedere poi la bellezza delle nostre opere rispetto ai francesi, va bene. Faccio vedere alcune opere dei primi che sono usciti appunto a fare la pittura di paesaggio. Non ho messo nessun commento musicale, ne parlato, vi faccio. Tenete presente che il proiettore non è di ultimissima generazione, quindi anche le immagini che vedete, ecco, diciamo che sono solo per darvi un'idea di quello che veniva prodotto in quegli anni. Théodore Rousseau, vedete il paesaggio, ecco, questi sono. Allora le sedute erano di preparazione all'esterno, il più delle volte poi l'opera veniva completata all'interno degli studi. Man mano che si passano gli anni, invece le opere verranno proprio composte e finite all'aperto.
Millet. Eccolo qua. E adesso siamo a noi. Anche in Italia, nella seconda metà dell'Ottocento, le cose non erano poi tranquille a livello sociale. Voi sapete che l'unità d'Italia l'abbiamo raggiunta nell'861. C'erano state le guerre rivoluzionarie, Garibaldi, Mille, tutta la bella storia. E anche gli artisti, alcuni di questi artisti, hanno partecipato a queste guerre, alle spedizioni di Mille, oltre che produrre capolavori che adesso vedremo. Da questo punto in poi io ho pensato che non abbiamo in Italia, sono sparse in tanti musei le opere e in collezioni private, però un museo che raggruppi quella che è la nostra storia dell'arte, di pittura dell'Ottocento, non c'è. Abbiamo visto con Anna quest'estate, qualcosa che un po' si avvicina, però solo temporanea, una bellissima mostra che ha fatto a Rovereto dell'Ottocento italiano, dove compaiono alcuni dei dipinti che adesso anche vedrete. Ecco. Ho detto che questo museo, che a questo punto lo vediamo virtualmente, l'ho organizzato per scuole. Cosa vuol dire? Vuol dire che in alcune parti dell'Italia gli artisti si raggruppavano e seguivano, diciamo, una loro idea di pittura, e poi ha fatto scuola, e tale si chiama. Per cui possiamo anche incominciare. Eccola qua. La prima che vi propongo è la scuola di Posillipo, Napoli. Non è che sono usciti a dipingere all'aperto solo i francesi. Pensate che già nel 1820-21 un certo signore olandese, Anton Pietrot, così si chiama, credo di pronunciarlo correttamente, va bene, dopo averci lavorato per tutta Europa è approdato a Napoli. A Napoli si è innamorato del paesaggio e non se n'è più andato, è morto a Napoli, va bene. E dietro a lui c'è stata tutta una schiera di pittori, di artisti, va bene, che hanno seguito la sua scia, va bene, e che hanno poi via via sviluppato quella che poi è stata chiamata la scuola di Posillipo. Noi altri, in particolare i partenopei, hanno delle iniziative straordinarie che forse i francesi non hanno mai neanche avuto. È vero che è nata una scuola, ma alla fine questi artisti hanno lavorato per vendere le loro opere ai turisti. Napoli era frequentata, come sempre del resto, va bene, da turisti in particolare inglesi, e cosa c'era di meglio che si portassero a casa in Inghilterra delle immagini di Napoli, della Riviera, va bene, comunque di quella terra, va bene. E quindi, diciamo, è nata la scuola, ma alla fine, alla maniera dei napoletani, è nata anche per avere un interesse economico. Dopo, al di là di questo, noi questa parte qua la dimentichiamo, mentre godiamo. La scuola di Posillipo. La bellezza del clima e i paesaggi stupendi che circondano Napoli avevano conquistato un certo numero di artisti, i quali, come per disprezzo, erano chiamati dagli accademici scuola di Posillipo. Vi faccio vedere Una alcune scuola immagini di di Napoli, Posillipo fondata da un vedottista olandese, Pietrot, che ispirandosi alla tecnica di riproduzione all'aria aperta creata da Monet, fonda una nuova tendenza pittorica legata alla bellezza della costa partenopea. La riproduzione paesaggistica all'aria aperta
delle vedute di Napoli piace molto ai turisti, soprattutto inglesi, che ne acquistano sempre delle copie prima di lasciare Napoli, portando così nei loro paesi emozioni e ricordi. Il paesaggio diventa così motivo e sede centrale della rappresentazione della scuola di Posillipo e genera una fusione emotiva e sensoriale tra autore e opera d'arte. Quelle piccole tele, quei ritratti, quelle bozze cariche di un'atmosfera ricca, piena di luce, di colori tenui ma sempre vivi, risultano particolarmente intense e impressionisticamente coinvolgenti. Gli acquerelli rendono quelle opere sfumanti e luminose e producono atmosfere romantiche, intrise di profonda sensibilità emotiva, colta ed espressa, in quei paesaggi tutti partenopei, sospesi in un'aura senza tempo, infinita, immersa in una visione naturale e spesso mitica. Tra i più significativi artisti della scuola di Posillipo possiamo annoverare Anton Simic-Picot, Achille Vianelli, Giacinto Gigante, Vincenzo Franceschini, Gabriele Smargiassi, Teodoro Duclerc, Beniamino De Francesco, Pasquale Mantelli. Vedete che ho fatto una selezione, ce ne sarebbero tanti altri e per ogni artista ho messo anche un numero limitato di opere, anche perché sennò i tempi sarebbero troppo lunghi, va bene, e anche come permanenza delle immagini nello schermo sono solamente 10 secondi, ma ripeto, questo solo per dare un'idea di quello che avevamo. L'analisi di queste opere la lasciamo ad altri momenti, è giusto per vedere il patrimonio di cui noi abbiamo, va bene, ne siamo possessori. Il non valorizzare queste cose, secondo me, è un qualcosa che sa di, non voglio dire di criminale. Va bene, prima non l'ho detto, ma opere di questo tipo, o dal vivo, o anche così in forma virtuale, dovrebbero essere date, va bene, a vedere ai ragazzi, va bene, oltre che a noi adulti, ma anche ai ragazzi, perché l'educazione alla bellezza è qualcosa che fa dell'uomo qualcosa di più, ecco, non voglio dire di cosa, va bene, perché ma la bellezza sapete che è stato Dostoevskij a dire che è quella che salverà il mondo. Per cui ecco, se ci educhiamo alla bellezza tutti, può darsi che diventiamo un po' migliori. La scuola di Posillipo. La seconda, avete presente che... Eccola qua, le tecnologie. La seconda scuola che vi propongo è quella di Macchiaioli, è una scuola toscana, va bene? Anche a Firenze, va bene? Soprattutto iniziata, va bene, da Giovanni Fattori, adesso vedrete, va bene? Come al seguito una serie di artisti valorosissimi, va bene? Si riunivano al Caffè Michelangelo a Firenze, oltre che andare per le campagne a dipingere, discutevano delle loro teorie. Questa cosa si faceva benissimo anche al Caffè Gaulois a Parigi. Prima avete visto Fontaine,
gli artisti della scuola di Montavè, perché così è chiamata, va bene? Ecco, si riunivano alla pensione Broanec, che è in piazza là a Montavè. Quindi gli artisti in quell'epoca si riunivano, discutevano le loro teorie e poi cercavano di mettere in pratica. Anche questa abitudine purtroppo oggi, al presente, è scomparsa tra gli artisti. È subentrata un individualismo sfrenato, per cui ognuno va per la propria strada e spesso producendo opere dal mio punto di vista molto discutibili. I macchiaioli. Sempre nella seconda metà dell'Ottocento, un gruppo di artisti attivi in Toscana, per reagire all'inerzia formale delle accademie e anche in rapporto con i fermenti ideologici del Risorgimento, si riunirono formando un movimento che fu chiamato Macchiaiolo. Questi artisti, come del resto accadeva per gli impressionisti parigini, che si riunivano per discutere delle loro teorie al caffè Verbois a Montmartre, erano soliti riunirsi al caffè Michelangelo di Firenze. Scelgono di riprodurre la realtà, così come appare a un rapido colpo d'occhio, preferendo dare attenzione a scene umili di vita quotidiana, e danno vita a un movimento chiamato spregiativamente dei macchiaioli, con riferimento alla loro tecnica profondamente antiaccademica. Per i macchiaioli, infatti, il colore ha la priorità sul disegno e viene esteso a macchia con brevi pennellate. I contorni sono perciò sfumati, luci e ombre scolpiscono i volumi e le figure sono rese con decisi contrasti tonali. Gli esponenti più significativi di questo gruppo sono Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Adriano Ceccioni, Giuseppe Abbiati, Telemaco Signorini, Vincenzo Cabianca, Giovanni Costa, Vito D'Ancona.
Avete sentito Anna che vi diceva che questi pittori macchiaioli, proprio dal nome, dipingevano a macchia. Questi signori direi che hanno anticipato quello già all'inizio, a metà secolo, quindi intorno al 1850, avevano sviluppato già una tecnica di stesura del colore sulla tela, va bene, che poi a Pont-Aven, la famosa scuola di Pont-Aven, il sintetismo applica esattamente quelli che erano i concetti che già qualche decennio prima i nostri pittori in Toscana avevano realizzato. Eppure tutti conoscono la scuola del sintetismo, va bene, molto di più di quanto possiamo noi conoscere i nostri macchiaioli. Adesso giochiamo in casa, come si dice. Infatti, per numero di artisti e anche per numero di opere, ne ho messe qualcuna in più. Venezia, nella seconda metà del secolo, va bene, era vivacissima. Tutti gli intellettuali d'Europa convergevano a Venezia. Pittori sia francesi, sia inglesi e anche degli altri nazionali europei venivano a Venezia. E come è successo anche nelle altre parti d'Italia, va bene, anche i pittori che operavano nel Veneto, diciamo a Venezia in particolare, avevano sentito l'esigenza di uscire dalle accademie. Anche a Venezia, ancora adesso c'è l'accademia, va bene, però gli insegnanti dell'accademia dominavano quello che era le tendenze pittoriche di allora. Alcuni ribelli, chiamiamoli così, hanno deciso di uscire dalle accademie per rivolgersi alla natura e alla vita. Difatti vedrete nei quadri dei pittori veneti, vedrete, ma come avete già intravisto anche prima, già delle scene di vita reale. Vita della gente comune, della povera gente che lavora, gente che litiga, va bene. C'è un quadro che vedrete dove c'è Baruffa in campiello, per dire. Quindi ci si rivolge proprio alla realtà. E la natura fa sempre, non è più uno sfondo nel quale erano inseriti i personaggi. Adesso sono i personaggi, va bene, che sono inseriti nella natura. E come vi dicevo prima, vedete che man mano i personaggi sempre più spariscono. La tradizione della pittura veneta, non serve che ve lo dica, insomma, dai vedutisti in poi, va bene, la luce veneta è unica al mondo, va bene, la luce tonale ci distingue, va bene, è una luce particolare che è nata da riflesso, va bene, del cielo nella laguna, per cui la luce avvolge tutte le cose con un'iridescenza, con delle sfumature di una dolcezza assoluta. Adesso vedrete di cosa parlo. I Veneti. Anche a Venezia si forma un gruppo di pittori che sente la necessità di rompere, come già i macchiaioli toscani, le catene della tradizione, abbracciando un modello espressivo nuovo, per guardare al vero della natura, cogliendo gli effetti della luce per raccontare la realtà. A Venezia viene ancora mantenuta la grande tradizione del veduttismo veneto, cercando di captare lo spazio e ricercando nuovi raccordi prospettici. Ma è con Domenico Bresolin che viene impressa a Venezia una svolta nella pittura di paesaggio. Titolare di cattedra all'Accademia, rivoluziona la didattica portando gli allievi, tra cui Guglielmo Ciardi, a dipingere en plein air. Sarà proprio il suo allievo Ciardi a creare una vera scuola di pittura. I pittori veneti abbandonano la pittura di maniera, gli sfarzi e scendono nelle strade, nei rioni e nei mercati per dipingere il paesaggio
la vita della gente comune in tutte le sue espressioni. Venezia da una parte e la campagna veneta dall'altra diventano così i protagonisti della pittura e il rapporto tra finzione e verità, immaginazione e fedeltà al vero assume un significato nuovo che i pittori interpretano sulla scia della tradizione veneziana, nelle potenzialità di luce e di colore, ma con individualità e originalità. Per questa sua nuova vivacità, Venezia diventa così polo di attrazione culturale per artisti di tutta Europa. Approdano a Venezia per vivere appieno il clima culturale che vi si respira. Basti pensare a Goethe, Shelley, Balzac, Stendhal, Chateaubriand, Georges Sand, Wagner, Thomas Mann e molti altri. La scuola veneta dell'Ottocento si arricchisce delle opere di grandissimi artisti, tra cui Ippolito Caffi, Domenico Bresolin, Guglielmo Ciardi, Giacomo Fabretto, Mario De Maria, Pietro Fra Giacomo, Alessandro Milesi, Luigi Nono, Angelo Dall'Oca Bianca, Ettore Tito, Italico Brassi.
non so se avete notato, ma man mano che proseguiamo, la pittura diventa sempre più libera, il modo di stendere il colore diventa sempre più libero. Alcuni possono addirittura sembrare dei bozzetti, in realtà lo erano, perché venivano proprio realizzati sul posto. Quindi la stesura del colore era veloce, immediata, va bene, e non c'erano quelle, tra virgolette, quelle le catture che invece nella tradizione più antica della pittura ci sono sempre state. Io non potevo non mettere dentro anche questo piccolo capitolo, diciamo piccolo perché ho lasciato uno spazio limitato, ma parliamo di 4, ce ne sarebbero di più come sempre, ho preso i più significativi. 4 artisti italiani che hanno lavorato a Parigi e guarda caso sono tutti e 4 morti a Parigi. Chiaramente Parigi continuava ad attrarre le persone, anche questi hanno partecipato, concorrevano come gli altri al Salon a Parigi, che era il grande concorso di pittura che si teneva annualmente o biannualmente a Parigi, e hanno avuto anche del notevole successo. Del primo che vi faccio vedere ci sono solo figure, ma vi garantisco, perché è quello che contraddistingue proprio la sua pittura. Però vi garantisco che ho visto dei paesaggi di questo signore straordinari. Non li ho messi perché, ripeto, per spazio ho voluto solo far vedere la capacità e la bellezza di questi lavori. Un piccolo accenno lo faccio per dirvi che il primo che vi faccio vedere è Giovanni Boldini, un ferrarese. A Ferrara c'è un museo Boldini. Vorrei sapere quanti sanno che a Ferrara c'è il museo Boldini. Ecco perché dico, se riuscissimo a metterli tutti dentro dei saloni dove esporre queste scuole, va bene, forse conosceremo di più anche questi artisti. L'altro artista che voglio citare è Giuseppe De Nittis, nato a Barletta, è transitato momentaneamente per la scuola di Posillipo e dopo è approdato a Parigi. Io ho visitato alcuni anni fa a Barletta il museo De Nittis. C'è da mettersi le mani nei capelli, umidità, porte rotte, eccetera. Io spero che negli anni successivi alla mia visita abbiano fatto qualcosa di meglio. Va bene? Leontine, la moglie, ha lasciato al comune di Barletta tutto ciò che era rimasto in studio di De Nittis e trattare quelle robe, quelle opere, in quel modo mi fa rizzare i capelli in testa che non ho. Spero che abbiano fatto qualcosa di meglio. Non ho messo commenti musicali per bene goderle così. Ha avuto un successo con il bel mondo di Parigi, questo signore qua. Ha fatto il ritratto a tutte le nobili donne di Parigi. Eccolo qua, De Nittis. Questo è un ferrarese, anche lui ha lavorato a Parigi. Non ha niente da invidiare
a Renoir. Per chi potremmo entrare nel merito, va bene, ma sto signore dà dei punti a Renoir. Poi un po' più avanti nel tempo non potevano mettere questo personaggio qua. Morto perché è raccolto sul marciapiede ubriaco fradicio, va bene, e nel giro di qualche giorno è morto e la sua compagna il giorno dopo, che era incinta, si è suicidata. Ecco qua. Adesso siamo arrivati al momento di scavalcare il secolo. C'è da dire che già all'inizio del 1900 si sono manifestate nell'ambito della pittura delle nuove tendenze. I futuristi, gli astrattisti, gli informali, va bene, i gestuali, eccetera, 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 va bene. Però a Venezia, grazie a Dio, ancora per l'altra metà, per la prima metà del Novecento, un gruppo di artisti ha continuato a praticare in maniera, dal mio punto di vista, serio, la pittura di paesaggio. Ho messo la Biennale perché in effetti è stato un punto di svolta la Biennale. Certo, sindaco selvatico, sindaco di Venezia, va bene, ancora nel 1893, giusto? 3. Il Consiglio Comunale ha emesso una delibera con la quale decidevano di istituire la Biennale internazionale d'arte di Venezia. Vi ho detto prima che a Venezia in quell'epoca circolavano le personalità più belle, intellettuali di tutta Europa. Venezia non poteva quindi non pensare all'arte della pittura istituendo la Biennale, che poi ha preso corpo e la prima esposizione della Biennale è stata, quindi ufficialmente la Biennale di Venezia nasce nel 1895. Vi ho parlato di questo gruppo di pittori che hanno voluto mantenere quella che era la tradizione della pittura di paesaggio veneta. Questa signora, va bene, questa nobile donna, Felicita, va bene, la Masa, possedeva parecchio denaro e ha lasciato la fondazione, va bene, con la quale, tra le altre cose, decideva di incoraggiare gli artisti emergenti, giovani, che continuavano a praticare appunto quel tipo di pittura, bene, facendo usufruire gratuitamente nel suo palazzo, va bene, Pesaro all'inizio, va bene, gli studi dove questi artisti, non pagando, potevano produrre le loro opere, le loro... Da là, va bene, ecco, bene, questo è all'interno di uno studio sulle soffitte dei palazzi, va bene, e ancora oggi il Comune di Venezia, con bando, assegna annualmente ai giovani artisti che concorrono, va bene, a questo bando, questi studi. Quindi questa tradizione, per questo lascito di questa nobile donna, va bene, ancora prosegue. Non solo, ma proprio per dare ulteriore visibilità a questi artisti è nata, va bene, Capesaro, quella che oggi è la Galleria d'Arte Moderna a Venezia.
Questa fa parte sempre del lascito, adesso è del proprietà del comune che la gestisce attraverso la sovrintendenza delle arti, ma per dirvi, ecco, che c'erano anche allora delle persone illuminate che cercavano di mantenere un certo tipo di pittura. Questo è un interno, uno degli interni di Capesaro. Vi faccio notare, per esempio, che sulla sinistra vedete una figura, e quella è un quadro di Gino Rossi, poi lo vedremo. A questo punto è nata la scuola di Burano. Come è nata la scuola di Burano? Anche come avete sentito che Pitrò, va bene, a Napoli, Fattori a Firenze, va bene, poi abbiamo visto Ciardi a Venezia, anche qua un certo signore di nome Umberto Bocciattini, trentino, grazie al contributo finanziario, va bene, è stato mandato 19enne a frequentare l'Accademia a Venezia. Questo signore ha frequentato l'Accademia e dopo qualche anno anche lui, per uscire sempre dagli schemi accademici, come ha fatto, la storia si ripete, come aveva fatto Gauguin, che prima si era rifugiato in Bretagna per trovare ambienti vergini e poi addirittura a Tahiti. Mosoni non ha avuto la necessità di fare tanta strada, è stato sufficiente prendere la barca e approdare a Burano. Alla fine del secolo 800, all'inizio del 1900, Burano era isolata, ci si arrivava chiaramente solo con la barca e probabilmente con la barca a remi, va bene. Quindi l'ambiente sociale, va bene, che viveva, che c'era a Burano, era assolutamente estraneo a quelle che erano le dinamiche sia sociali sia culturali di Venezia. Sto ragazzotto, va bene, si è trasferito a Burano e là, assieme a degli amici, alla fine ne è nata la scuola. La scuola di Burano. Scusate, sto facendo delle cose che non vanno bene. Adesso Anna vi leggerà la poesia che ha composto il nostro intellettuale contemporaneo, si chiama Fontanella e mi pare sia molto adatta a descrivere l'ambiente nel quale hanno lavorato gli artisti della scuola di Burano, che poi vedremo. Burano. Il principio era Burano. Era in principio quest'isola meravigliosa, prediletta da Dio. C'era questa superficie lagunare, calma e pacifica. C'erano queste terre intersecate da tenere, liquide vene, circondate da una laguna iridescente, intessuta di canali e di bareli. C'erano queste acque, dai colori e dalle luci, così imprevedibilmente cangianti, a seconda delle ore del giorno, a seconda del felice e splendido tempo, oppure di quello tempestoso, grigio e adirato. C'era questo cielo che meravigliosamente sovrastava su tutto. C'era questa laguna, c'era questa terra, c'era questa luce, così armoniosamente legate e fuse tra loro. Ma del perlaceo il cielo, signoribilmente invadente, e in ogni libero spazio della laguna la terra variopinta di linde casette, e qua e là il verde scuro di alberi e il verde argenteo di arbusti, fiancheggianti, sinuosi e placidi canali. E la luce, e l'aria, questo silenzio di pace, questa sensazione di gioia,
questo profumo di calma, tranquilla libertà. C'era semplicemente, c'era in una parola, la casta dolcezza, la beatificante visione, la benedizione solenne e silenziosa di Burano. Scusate, mi hanno messo il sistema. Non me lo ricordo più qual era il tasto. Gli esperti ci aiutano, Andiamo ad andare avanti. Allora, eccola. Grazie dell'aiuto soddisfacente. Eccolo qua. Questa la facciamo andare. Ed ecco la scuola di Burano. La scuola di Burano, denominazione che si riferisce più che a una scuola ai caratteri di una precisa stagione della pittura veneziana moderna, che fiorì nel paesaggio lagunare di Burano a partire dal 1910 e i cui epigoni giungono fino quasi all'avvento delle poetiche dell'astrattismo e dell'informale, sullo stimolo di ideali ed esigenze estetiche di alcuni artisti, con l'avvio dal 1905 della mostra della Galleria Nazionale di Capesaro. Si formò dunque un sodalizio di indisciplinati, composto da Gino Rossi, Umberto Moggioli, Arturo Martini, Tullio Garbari, Ugo Valeni, Felice Casorati e più tardi Pio Semeghini. Il gruppo fu accolto da Nino Barbantini, Paron de Casa di Capesaro. La mostra del 1913, in cui questi giovani si presentarono all'insegna della rottura, suscitò polemiche e aspre reazioni. L'arte nuova fu deplorata, pressoché unanimemente, nella città di Favretto, Ciardi, Ettore Tito, Sartorio. Proprio in reazione a questo clamore, i giovani di Capesaro cominciarono a seguire le orme di Moggioli, scegliendo come luogo di convegno questa piccola isola. La cosiddetta scuola di Burano, nel periodo tra le due guerre, segnò interessanti sviluppi. Operarono artisti diversi, come Scopenic, Springolo, Dalla Zorda, Seivezzi, Bellani Marchi, Novati e De Fisis. Altri seguirono nel tempo, fino alla generazione più giovane del dopoguerra, che trovò visibilità nelle edizioni del Premio Burano del 1946, 51, 53 e 56. Questo quadro è nella sala nobile del Magistrato alle Acque Venezia, al buio e quasi non si vede. Vi dico questo per capire come noi alle volte trattiamo opere di una bellezza assoluta.
Riprendiamo. La scuola di Burano, denominazione che si riferisce più che a una scuola ai caratteri di una precisa stagione della pittura veneziana moderna, che fiorì nel paesaggio lagunare di Burano a partire dal 1910 e i cui epigoni giungono fino quasi all'avvento delle poetiche dell'astrattismo e dell'informale, sullo stimolo di ideali ed esigenze estetiche di alcuni artisti, con l'avvio dal 1905 della mostra della Galleria Nazionale di Capesaro. Si formò dunque un sodalizio di indisciplinati, composto da Gino Rossi, Umberto Moggioli, Arturo Martini, Tullio Garbari, Ugo Valeri, Felice Casorati e più tardi Pio Semeghini. Il gruppo fu accolto da Nino Barbantini, padron de casa di Capesaro. La mostra del 1913, in cui questi giovani si presentarono all'insegna della rottura, suscitò polemiche e aspre reazioni. L'arte nuova fu deplorata pressoché unanimemente nella città di Favretto, Ciardi, Ettore Tito, Sartorio. Proprio in reazione a questo clamore, i giovani di Capesaro cominciarono a seguire le orme di Moggioli, scegliendo come luogo di convegno questa piccola isola. La cosiddetta scuola di Burano, nel periodo tra le due guerre, segnò interessanti sviluppi. Operarono artisti diversi, come Scopenic, Springolo, Dalla Zorza, Seibezzi, Vellani Marchi, Novati ed Episis. Altri seguirono nel tempo, fino alla generazione più giovane del dopoguerra, che trovò visibilità nelle edizioni del premio Burano del 1946, 51, 53 e 56. Gino Rossi è andato in Bretagna a lavorare anche.
le figure sono quasi scomparse, per dare spazio solo ed esclusivamente al paesaggio e realizzato sempre ed esclusivamente sul posto. Le opere che avete visto sono state quasi tutte realizzate in una seduta, per cui per cogliere quello che era l'attimo di luce, di ambiente che l'artista aveva davanti agli occhi. 2 o 3 annotazioni. Non so se avete visto all'inizio di questa parte finale, di questo video finale, avete visto la facciata di una casa a Burano. Quella è la casa che Moggioli ha abitato per 5 anni. Vi ho fatto vedere la buvette della plage proprio per dirvi che quella casa, l'unica cosa che conserva di Moggioli è una lapide, potremmo rivederla, attaccata sulla parete esterna, che lo ricorda. Ma certamente nessuno ha pensato di farne un museo. Eppure per quella casa oltre Moggioli sono transitati alcuni degli artisti che avete visto. Alcuni di questi artisti ho avuto il piacere di lavorare assieme e di fare dei concorsi di pittura assieme. Io ragazzino, loro un attimino più attempati. E per dire, Silvio Consadori, milanese, veniva a lavorare a Burano, tant'è che è seppellito, morto, è seppellito a Burano. Con Silvio Consadori, col cenacolo, gli amici che avevo dei pittori, nel 1967, in occasione dell'acqua grande, come le chiamano i veneziani, l'acqua alta eccezionale, dove i vaporetti non passavano sotto i ponti. Eravamo prigionieri all'osteria del Romano a Burano e pranzavamo e cenavamo assieme a Consadori. L'ultimo artista che avete visto non posso non conoscerlo bene perché è mio suocero, tipo Mariana. E alcuni degli altri che avete visto eravamo, si può dire, data la differenza di età, amici, o comunque godavamo di una stima, una grossa stima reciproca. Nella prima stesura di questo lavoro avevo inserito anche questo signore. Questo signore, Gigi Candiani, è il mio maestro. E ho detto, bene, lo faccio vedere, però l'opera di Gigi merita un'attenzione, per me ovviamente, un'attenzione assolutamente particolare, e sto preparando un lavoro dove magari davanti anche un'opera vera che ancora il figlio, un amico carissimo, mi presta, dove possiamo vedere l'opera concretamente, commentarla, cercare di capire come leggerla e dopo vedere la galleria di immagini dell'opera di Gigi. E sarà una sorpresa. Questo qua è un giovane pittore col maestro nel 1960. Prima di chiudere volevamo fare un piccolo omaggio a quello che è il tema appunto della serata, il paesaggio, leggendo un'esortazione che ci viene rivolta ad uno scrittore del sud, però che parla a tutti. C'è la parola da Maglia, dice leggera sostanza. Penso che possa riassumere bene un po' forse quello che hai voluto trasmetterci tu in una serata come questa, oltre appunto al percorso, a queste 1000 immagini che ci è rimasto
gli occhi e il cuore, ma anche un'esaltazione a valorizzare quello che può essere il nostro patrimonio, sia artistico sia paesaggistico, ma comunque a credere in quello che abbiamo, anche nel piccolo, anche nei nostri piccoli paesi, nei gruppi. E questo è un po' il percorso che fa anche Franco Arminio, che si definisce paesologo e ci invita un po' a tornare ad apprezzare i nostri paesi. Lascio il microfono. No, faccio senza. Ha scritto una lettera ai ragazzi del sud. Cari ragazzi, abitate da poco una terra antica, dipinta con le tibie di albe greche, col sangue di chi è morto in Russia, in Albania. Avete dentro il sangue, il freddo delle navi che andavano in America, le grigie mattine svizzere dentro le baracche. Era la terra dei cafoni e dei galantuomini, coppole e mantelli neri. Era il sud dell'osso, era un uovo, un pugno di farina, un pezzo di latte. Ora la scena è dissanguata. Ora ognuno è fabbro della sua solitudine. E per stare in compagnia si è costretti a bere nelle crepe che si sono aperte tra una strada e l'altra, tra una faccia e l'altra. Tutto è spaccato, squarciato, separato. Sentiamo l'indifferenza degli altri e l'inimicizia di noi stessi. Uscite ragazzi, contestate con durezza i ladri del vostro futuro. Sono qui a Milano e a Francoforte. Guardateli bene e fateli sentire il vostro disprezzo. Siate dolci con i deboli e feroci con i potenti. Uscite ad ammirare i paesaggi, prendetevi le albe, non solo il far tardi. Vivere è un mestiere difficile a tutte le età, ma voi siete la prua del mondo. Voi siete in un punto del mondo in cui il dolore più facilmente si fa arte, e allora suonate, cantate, scrivete, fotografate. Non lo fate per darvi delle arie creative, no. Fatelo perché voi siete la prua del mondo e davanti a voi non c'è nessuno. Il sud italiano è un inganno, è un prodigio. Lasciate gli inganni ai mestieranti della vita piccola. Pensate che la vita è colossale. Siate i ragazzi e le ragazze del prodigio. Un specialista in questi meccanismi. Quindi ci diamo appuntamento alla prossima puntata con tutti i Siamo candidati. Io non voglio sentire in tasca. Sì, Però le mani del Gigi sono sempre quello più possibile. Grazie ancora. Una cosa